Il WWF Sardegna è favorevole all'istituzione del parco del Gennargentu, ma quale tipo di parco? Qual è il vostro ideale? Intanto deve essere un parco a misura d'uomo, un parco che tenga in considerazione le esigenze delle popolazioni locali, quindi un'area protetta nel rispetto degli usi, dei costumi, delle tradizioni locali. Un parco che deve essere condiviso dalle popolazioni, dagli abitanti dei paesi ricadenti nell'area, che devono diventare quasi protagonisti di questa fase di crescita, perché il parco, diciamolo, consente di innescare una nuova fase di sviluppo socio-economico basato sul corretto utilizzo delle risorse locali. Voi avete sempre sostenuto l'importanza dell'informazione, del dialogo con le popolazioni locali. In passato è mancato questo dialogo? È sempre mancata una corretta informazione. Ancora oggi presso i comuni del Parco del Gennargentu gli abitanti non sanno in effetti che cosa significa il termine parco. È una parola che spesso spaventa. Quindi è importante una capillare campagna di informazione che sarebbe dovuta partire già molti anni fa, che consentisse di spiegare alla gente che parco non significa solamente vincoli, non significa mettere il territorio sotto una campana di vetro, ma significa soprattutto riuscire a coniugare la tutela del territorio con lo sviluppo economico. Quindi quello che è mancata è la corretta informazione. La Regione, con la prima intesa con lo Stato, aveva beneficiato di alcuni miliardi per avviare una campagna di informazione che purtroppo non è mai partita. Negli ultimi mesi ci sono state forme di protesta, alcune delle quali anche clamorose. L'obiettivo in fondo era sempre la giunta regionale che avrebbe subito le cosiddette imposizioni romane. Si poteva evitare di arrivare a tanto? La Regione purtroppo per vari motivi in 10 anni non è riuscita a istituire un solo parco previsto in base alla legge 31 dell'89. Ciò significa che evidentemente qualcosa non funziona anche nell'amministrazione regionale, una cattiva volontà, un problema culturale, per cui noi riteniamo che tutto ciò poteva essere superato intanto con una volontà politica, con una campagna informativa come dicevamo prima, ma soprattutto attraverso l'informazione non si sarebbe dato spazio a pseudo-movimenti o comitati di base che invece fanno della disinformazione. 20 anni fa il WWF fu tra i promotori del parco, ma per vederlo ora quanto dovremo aspettare ancora? In tutti questi anni, poi ricordo, c'è stata anche l'emanazione di una legge regionale, la legge 31, che prevedeva l'istituzione del parco regionale del Gennargentu, quindi un parco tutto sardo, ispirato a una legge sarda, quindi non calato dall'alto, tra virgolette, come si dice, però l'amministrazione regionale non è riuscita neanche a cogliere questa opportunità. Per cui non è che in tutti questi anni ci sia stata una scarsa attenzione da parte anche delle associazioni ambientalistiche che sempre di parchi e di aree protette in questi anni si sono occupate. 20 anni fa, come lei diceva, si parlava di Gennargentu, poi il dibattito si è affievolito, dopodiché abbiamo iniziato a parlare di parchi regionali e adesso eccoci nuovamente invece alle prese con aree protette ancora più grandi, più importanti come i parchi nazionali. E diciamo che semmai c'è un problema di cultura, c'è una diffidenza che deve essere sconfitta e la si può sconfiggere solamente attraverso il dialogo, attraverso l'informazione. Bene, il tempo purtroppo scorre rapidamente perché su questo